Mi sono attivata presso il Ministro del Turismo per sollecitare quella che è la procedura, la stesura dei decreti attuativi per istituire il distretto del turismo di Chioggia, Delta del Po, Cisica. 17 comuni del territorio assieme agli operatori ovviamente che hanno aderito. Si tratta di un'iniziativa iniziata ancora un anno fa, pertanto attraverso un tavolo importante del territorio, proprio per rafforzare quella che è la rete e la sinergia che serve per promuovere quelle che sono le eccellenze del territorio. Voglio ricordare che quest'area può vantare circa di 4 milioni di presenze turistiche. Si va dal turismo sicuramente balneare, che è il prodotto più maturo, ma penso al turismo rurale, il turismo esperienziale, l'enogastronomia, la cultura, la storia, insomma c'è moltissimo. La possibilità attraverso un distretto anche di sviluppare nuove microeconomie per il territorio e pertanto sarebbe un passo fondamentale e in avanti per il nostro turismo. Con questa interrogazione spero che il Ministro si senta sollecitato quanto prima a completare la procedura. Nella precedente legislatura è partito il distretto nel Veneto orientale e ci tenevo in particolar modo che quest'area che si è adoperata proprio e crede nella funzione del distretto e nella possibilità anche di reperire risorse, perché lo strumento lo consente, che quanto prima si possa avere buone notizie.